In questo convegno è stato detto che gli investimenti pubblici sono fondamentali per l'economia di un intero paese. Per quale motivo? Intanto perché le opere che noi proponiamo sono opere importanti per il sistema paese, sono infrastrutture che fanno crescere la competitività del paese e delle nostre aziende, quindi questo è il motivo principale. Poi si sa che investire nelle infrastrutture vuol dire aumentare il PIL, aumentare l'occupazione e quindi sono tutti effetti legati alla creazione di opere che servono e che muovono l'economia. Ecco, è stato detto anche che il sistema della gestione delle opere pubbliche in Italia è però particolarmente inefficace. Per quale motivo e che cosa si può fare per renderlo più efficiente? Sì, noi abbiamo individuato con questo nostro studio del centro studi che molte opere non sono finite e quindi inutilizzabili, ben 570, quindi sono risorse ingenti che sono state investite e che non sono produttive per il sistema paese, quindi è prioritario finirle queste opere. Spesso non si riesce a finirle perché mancano dei fondi, manca ad esempio l'impresa va in crisi e quindi c'è un fallimento dell'impresa, altre sono le lungaggini che fanno sì che la struttura non sia più adeguata dal punto di vista normativo, perché i tempi di realizzazione sono mediamente il doppio di quelli europei. Quindi a volte abbiamo il paradosso che delle infrastrutture nascono vecchie, cioè non adeguate per il troppo tempo nel quale vengono realizzate. Ecco, lei parlava di mancanza di finanziamenti, di soldi, però a volte i soldi ci sono e non si riescono a spendere, per esempio il caso dei fondi strutturali europei, è così? Ecco, questo è un altro aspetto sul quale noi come categoria ci stiamo impegnando perché ci vogliono delle strutture adeguate e uno degli aspetti che ci manca è proprio quello della programmazione. Anche sulla legge obiettivo, noi la legge del 2001, 285 miliardi programmati, a distanza di 13 anni, 2014, fine 2014, ne sono state realizzate meno del 9%. Quindi anche in presenza di risorse manca una efficace programmazione e una efficiente realizzazione delle opere. Ecco, lei ha citato proprio la legge obiettivo. Secondo molti osservatori il bilancio è stato disastroso. Che cos'è che non ha funzionato, secondo lei? Non hanno funzionato i sistemi di appalto, non hanno funzionato ad esempio le progettazioni, il meccanismo del ribasso, del massimo ribasso è per noi molto negativo perché se un'impresa si aggiudica un lavoro con il massimo ribasso un giorno dopo che l'opera stessa inizia chiede una variante, chiede dei nuovi prezzi, rallenta i lavori perché non può oggettivamente realizzarli con quei prezzi. Questo innesca un meccanismo perverso per cui l'opera va a rilento, i fondi non sono più necessari, reperirli ci vogliono tempi lunghi, la normativa si modifica e quindi tutto questo crea dei danni notevolissimi. La crisi che ha appunto colpito questo paese ha colpito anche la professione degli ingegneri? Assolutamente sì, ha colpito la professione di ingegneri. In che modo? Diciamo che intanto la categoria di ingegneri è vasta perché noi operiamo sostanzialmente in tutti i settori. Ci sono delle ingegnerie, ad esempio quella dell'informazione, dell'informatica, l'ingegneria medicale, dove si avvicinano i nuovi colleghi più giovani, nuove professionalità che hanno notevoli sbocchi di lavoro. Però l'ingegneria classica, cioè l'ingegneria civile edile, è in difficoltà. Le opere pubbliche sono in riduzione notevole e gli investimenti privati non trovano la giusta collocazione perché normative complicate, tassazione sulla casa, pochi investimenti e quindi la crisi c'è. Come ingegneri cerchiamo di guardare avanti.